Va in scena nel Palazzetto dello Sport di Trecenta, in provincia di Rovigo, la finale regionale Under 19 maschile 2012-2013, che determinerà i nuovi campioni del Veneto. L'atto finale della competizione vede di fronte Pallavolo Padova e Agorà Volley Mestre, decise a conquistare quel successo che spalanca le porte alle finali nazionali di categoria, in programma a Napoli dal 30 maggio al 2 giugno. I padovani godono dei favori del pronostico, se non altro per quel precedente della finale interprovinciale, vinto con un secco 3-0. In più la squadra allenata da Valerio Baldovin nel corso della competizione ha lasciato per strada solo un set, nella semifinale che l'ha vista eliminare la favorita Treviso. Dall'altra parte però Mestre non ci sta a fare da sparring partner. Anche la squadra di Alfio Ribon è arrivata a questa finale dopo un torneo ad alti livelli fatto di sole vittorie, l'ultima in semifinale contro i campioni uscenti del Volley Team Sandonà, ed è pronta a giocarsi tutte le sue carte per portare a casa il trofeo. Tra i protagonisti della giornata però ci sono anche loro, i ragazzi che compongono la selezione Under 14 maschile della provincia di Rovigo. La squadra allenata da Filippo Panetto avrà l'onore di tornare a rappresentare Rovigo dopo 5 anni di assenza nel prestigioso Trofeo delle Province. Siamo con il presidente della Polisportiva Qui Sport, padrona di casa. Questo nuovo impianto di Trecenta sembra fatto apposta per ospitare eventi di questa portata. Certo, lo aspettavamo da un bel po' questo impianto, abbiamo giocato in tutti questi anni in qualsiasi palazzetto che era nei dintorni di Trecenta senza avere una casa nostra, finalmente ce l'abbiamo, quindi siamo qua, siamo orgogliosi di avere questa casa e di offrirla agli altri. Oggi tra l'altro pubblico d'eccezione, eventi di questo tipo fanno bene, possiamo dire, al volley maschile, regionale e provinciale. Certo, fanno bene e speriamo di organizzarne altri e di aiutare anche il settore maschile della FIPAV di Rovigo a crescere, e ne abbiamo bisogno. Per quanto riguarda la vostra società, come sta andando la stagione? La stagione sta andando discretamente per quelli che erano i nostri obiettivi prefissi di inizio stagione. Stiamo lavorando sui giovani e sul settore giovanile che è di nostra competenza. Speriamo di crescere, speriamo di fare noi la finale Under 19 fra qualche anno, di essere ospiti o del Mestre o del Padova. Allora noi ve lo auguriamo, buon lavoro. Grazie altrettanto. La gara mostra subito un buon livello di gioco, con scambi lunghi e difese attente. Sin dall'inizio però Padova è più efficace nel mettere il pallone a terra. All night.
Mestre fatica a ottenere il cambio palla, anche perché il muro dei padovani si dimostra spesso invalicabile. Make it bounce and light it, don't get a break now. Put your hand on my back and get too excited. Don't wanna stop in the track, play it back, cause it is so right. L'ace di Blas vale il 10-2 e a Ribon non è sufficiente un timeout per fermare l'emorragia. Take me higher. Padova sale fino al 18-5, poi forse fa calare un po' la tensione, mentre dall'altra parte finalmente Breda e compagni si sciolgono un po'. Lo scarto però è troppo pesante da recuperare e sul 24-16 l'errore in battuta di Ferronato consegna il primo set alla squadra di Baldovino. La finale regionale Under 19 si disputa qui a Trecenta, è uno dei primi impegni importanti per il nuovo comitato provinciale di Rovigo da lei presieduto. Sì, stiamo lavorando molto sul fattore eventi per promozionare l'attività nella nostra provincia e abbiamo scelto quest'anno di partire col maschile. Appunto c'è stata, prima della partita abbiamo visto la presentazione della selezione Under 14 che torna a partecipare al trofeo delle province dopo qualche anno. Sappiamo che quella della promozione dell'attività maschile è uno dei punti a cui tenete molto. Sì, siamo finalmente dopo 5 anni tornati in campo anche con la selezione e abbiamo approfittato di questo evento per poterli presentare e dargli la giusta importanza che hanno nel settore. Parlando dei progetti del vostro comitato c'è anche un'idea del Club Rovigo, le va di spiegarci meglio di cosa si tratta? Per adesso il Club Rovigo è dedicato al settore femminile ed è una preselezione. Il nome è un nome molto ambizioso, come è ambizioso il progetto, nel quale naturalmente si vorrà anche associare un allineamento per la formazione degli allenatori del settore giovanile. La lasciamo allora tornare a godersi questa partita, prima le chiediamo di sbilanciarsi in un pronostico, primo set nettamente a favore di Padova, ce la farà Mestre a ribaltare la situazione? Ho visto molto agonismo sia da un lato che dall'altro, alla fine penso sia sempre un derby, quindi fino all'ultimo si può anche sperare per il Mestre, chissà. Al ritorno sul parquet la partita è finalmente equilibrata. Mestre attinge dalla panchina e trova buone risposte e punto su punto sale fino all'8-5.
fase di appannamento però Padova torna a quella squadra implacabile vista già nel primo set. Lazzaretto guida l'attacco, Pedron fa malissimo agli avversari in battuta e il distacco è presto ricucito. Con Vianello i padovani si portano sul 19-14, ma a differenza del primo parziale i veneziani reagiscono. Sul 21-18 Baldovin chiama timeout e riorganizza le idee dei suoi ragazzi, che una volta tornati in campo smorzano le velleità avversarie. Sul pallonetto di Romagnosi il muro dell'Agorà commette invasione e anche il secondo parziale vola via sul 25-20. Finale regionale Under 19, si torna alle annate dispari dopo che fino all'anno scorso questo era il campionato Under 18, quel che è certo è che lo spettacolo è di alto livello. Sì, annate pari o dispari, comunque l'importante è lo spettacolo. Oggi lo spettacolo non è mancato, almeno finora, quindi ci auguriamo che continui. Tra l'altro siamo ospiti di una nuova società, di un nuovo impianto, in una nuova zona dove il Comitato Provinciale di Rovigo vuole lanciare il settore maschile e quindi siamo ben felici di essere oggi qui a Trecenta. Finale un po' in attesa, sia Padova che Mestre in semifinale hanno eliminato le squadre che erano forse le favorite. In questa finale invece finora il pronostico lo stanno rispettando, Padova sta vincendo abbastanza nettamente. Ma finora sì, solo che i pronostici, soprattutto nel settore giovanile, lasciano il tempo che trovano. La finale è questa e almeno a parte il primo set, adesso dal secondo in poi ho visto che lo spettacolo non manca. Oggi abbiamo visto c'è stato spazio anche per la presentazione della selezione provinciale di Rovigo Under 14 che torna a partecipare al Trofeo delle Province, un altro appuntamento importante. Certo, questo è un momento molto importante per la pallavolo maschile veneta perché finalmente torna la selezione maschile Under 14 a partecipare al Trofeo delle Province che quest'anno lo faremo a Caorle il 25-26 maggio e Rovigo ripartecipa finalmente, quindi oggi era anche il momento giusto per fare una festa a questi ragazzini che si inoltrano in questa disciplina. L'avvio di terzo set vede Casaro subito a segno, ma Mestre non è ancora decisa ad arrendersi e ci prova fino in fondo. Ancora il muro patavino però si conferma micidiale e insieme alle schiacciate di Vianello propizia un nuovo break che dal 4-4 fa arrivare il punteggio fino al 12-5. Pedron fa girare l'attacco dei suoi a meraviglia e Padova comincia già a intravedere la vittoria sul 16-9.
Mestre ha un ultimo sussulto con Semenzato, che riporta i suoi a -4 sul 19-15. Ma Casaro e compagni sono troppo forti. È proprio lui, alla fine top scorer e premiato come MVP della finale, a siglare l'ace del 25-17, che consegna il titolo alla Pallavolo Padova. Coach, congratulazioni, siete campioni del Veneto Under 19, oggi partita pressoché perfetta la vostra. Sì, soprattutto all'inizio siamo partiti subito molto bene al servizio, a muro e anche in difesa e siamo scappati via subito e quello sicuramente ha dato la nostra prestazione. Poi ci sono stati un paio di momenti in cui abbiamo interpretato male le situazioni di contrattacco, però in generale insomma, abbiamo dimostrato un buon ritmo di gioco molto più alto rispetto a quello che avevamo fatto vedere la precedente volta che avevamo giocato contro di loro. Cosa ha fatto maggiormente la differenza oggi? Abbiamo visto un grande muro, soprattutto nel primo set. Sì, il muro sicuramente è stata un'arma che sapevamo che poteva essere importante da parte nostra. Penso che sia stato altrettanto importante anche il servizio, non tanto il servizio in salto spin, ma soprattutto quello salto float, più che altro perché loro sono stati costretti molto spesso a tenere la palla staccata e questo ovviamente ha avvantaggiato il nostro muro. Oggi partivate con i favori del pronostico, però non vi siete fatti prendere dalla pressione. Beh, quella sapevamo che era la difficoltà della partita di oggi, cioè c'erano ovviamente delle difficoltà da risolvere, tecniche, tattiche, come in tutte le partite, però sapevamo che la difficoltà maggiore era proprio quella che eravamo noi a dover fare la partita e noi che avevamo i favori del pronostico, per cui insomma sapevamo che era molto importante iniziare soprattutto molto bene. Adesso un'altra grande avventura alle finali nazionali. Sì, è un traguardo che questo gruppo è arrivato a raggiungere. L'anno scorso l'abbiamo sfiorato per un pelo perché abbiamo perso 3-2 a Trento al tie break e quindi sono molto contento, ovviamente personalmente, ma soprattutto per i ragazzi che da un anno e mezzo stanno vivendo un po' anche questo sogno, anche se è una cosa un po' latente, e finalmente riuscire a centrarlo insomma è una cosa importante. Adesso però viene il bello, nel senso che ci siamo conquistati questo traguardo importante, ma purtroppo come la legge dello sport vuole non è sufficiente, adesso bisogna cercare di fare qualcosina in più addirittura. L'aveva detto esplicitamente alla vigilia, Padova è favorita, non siete riusciti a sovvertire il pronostico. No, noi avremmo voluto, non è che non avremmo, però obiettivamente loro sono più forti. E dopo emblematico è stato l'inizio del primo set, dove noi eravamo paralizzati. La cosa su cui noi dovevamo puntare, se volevamo in qualche maniera rendere a loro un po' più difficile la partita, era che dovevamo difendere tutto possibile e impossibile, e forse invece è stato proprio fondamentale dove noi abbiamo sbagliato completamente di più, insomma, ecco, per cui se la cosa che dovevamo far meglio l'abbiamo sbagliato completamente è un po' difficile, però bisogna dar merito alla squadra avversaria, forte, compatta, e un augurio per il proseguo alle finali nazionali, perché veramente penso che abbiano delle bellissime chance da giocarsi. Per voi comunque un torneo giocato a grandi livelli con il capolavoro in semifinale, immagino che il bilancio sia positivo. Sì, no, il bilancio per questo gruppo è un bilancio molto positivo. Semifinale, ma anche nel girone precedente avevamo incontrato il Sandonac, che per noi è la partita della vita, perché con loro giochiamo il derby e ogni anno ci troviamo sempre noi a giocarci contro, e penso che le due partite che abbiamo vinto con loro, con due risultati diversi e con due atteggiamenti completamente diversi, siano stato quanto di meglio siamo riusciti a fare quest'annata qua. Un ringraziamento ai ragazzi perché sono stati bravi a sopportarmi intanto, perché bravi a sopportarmi, e dopo bravi perché abbiamo, penso, ottenuto il massimo risultato che potevamo ottenere. Di più obiettivamente non si poteva ottenere.
Congratulazioni, avevate già dimostrato durante la stagione di avere qualcosa in più rispetto ai vostri avversari, oggi l'avete confermato. Grazie intanto per le congratulazioni. Avevamo qualcosa in più sia in attacco che in difesa e ci siamo impegnati senza fare troppi errori, siamo stati bravi. Oggi abbiamo visto un grande muro, soprattutto nel primo set, è quello che ha fatto maggiormente la differenza a tuo modo di vedere? Sì, secondo me sì, siamo stati compatti senza subire troppi mani fuori e alla fine toccando bene a muro si gioca in difesa e si può rigiocare al meglio. Per voi è una competizione da incorniciare, un solo set lasciato per strada in tutto l'arco della competizione, avete dimostrato di meritarvi questo titolo? Abbiamo lasciato un set contro una squadra più forte della regione, e diciamo che ci può stare, abbiamo giocato bene tutto il campionato e siamo arrivati fino in fondo. Adesso c'è questa bella avventura alle finali nazionali, come la vedi? Speriamo di giocare sempre bene, uniti come squadra e sempre dando il meglio di noi stessi in tutte le situazioni. Allora, ci avete provato, ma obiettivamente oggi Padova è stata più forte? Padova è stata sì, nettamente più forte, siamo dispiaciuti perché non abbiamo espresso il massimo delle nostre potenzialità, dovevamo puntare molto sulla difesa, però oggi non è stato così, non solo per demeriti nostri, ma come ho già detto per merito del Padova che ha giocato alla grande. C'è più rimpianti per la gara di oggi o comunque soddisfazione per un torneo giocato comunque alla grande? Decisamente siamo soddisfatti, contentissimi del risultato ottenuto, per noi questa era la prima finale regionale, quindi non abbiamo nulla da recriminarci, il nostro obiettivo era arrivare in finale e siamo felicissimi lo stesso. Abbiamo visto già nel primo set tanta fatica a mandare la palla di là, Padova con il muro ha fatto davvero male oggi. Sì, col muro è stato veramente bravo, forse anche il primo set abbiamo iniziato un po' troppo tesi e non siamo riusciti a esprimere il nostro meglio, comunque niente da dire, sono stati più forti e bravi loro.